Allora, anzitutto la parola al presidente di Unce Veneto, Ennio Vigni, che è anche, come vi ho detto, il soggetto Unce, promotore di questa mattinata. Il titolo del suo intervento è il riordino istituzionale, un'occasione di avanguardia per gli enti locali montani. Avanguardia vuol dire guardare avanti ed è un esercizio tanto produttivo quanto a volte difficile, nel senso che siamo più invogliati spesso a guardarci alle spalle, ma lo sforzo che dobbiamo fare è esattamente questo. Presidente Vigni, prego. Beh, intanto buongiorno a tutti, io approfitto. È acceso? No. Buongiorno. Sì. Buongiorno a tutti, intanto approfitto anche per rinnovare i saluti a tutti coloro che sono presenti come Unce Veneto e Unce Nazionale. Vedete, avete visto come tutti gli interventi che sono strutturati nella mattinata serviranno per dare una visione nei vari livelli, nelle varie attività di quella che è la montagna del Veneto, perché questo sarà il nostro compito, con la visione nazionale, con la visione regionale, perché come poi vedremo nella mattinata ci sono una serie di aspetti che possono essere decisi a livello regionale e altri aspetti invece che vanno decisi a livello nazionale. Tanto un grazie a tutti, e non è stato detto, però un grazie al GAL Dolomiti Prealpi e che è anche oggi IPA, perché tutto il supporto organizzativo di questa mattinata è stato fatto dal GAL IPA, e sottolineo, esempio di un'operazione intelligente di riordino che questa parte della provincia ha fatto, andando a semplificare e andando a portare all'interno del GAL, il momento operativo del nostro territorio, anche il momento decisionale. Però, come è stato detto nei momenti introduttivi, purtroppo un'altra parte della provincia ha fatto una scelta in senso diverso, invece del riordino è andata a moltiplicare quelli che sono gli enti, quindi una riflessione che dobbiamo fare. Un aspetto importante da sottolineare nella riunione di oggi è il modello veneto di approccio a questo tema della riforma. Lo sottolineo, poi lo potrà dire meglio il nostro presidente nazionale Marco Bussone, perché non funziona così in tutta Italia. Il modello è quello di proposte che partono a livello regionale, condivise, UNCEM, saluto il dottor Appicavoli perché con ANCI e con UPI è un tavolo di continuo scambio e di continuo confronto, e quindi proposte che vengono costruite dal basso, sentendo i sindaci, sentendo chi li rappresenta, per poi arrivare a una proposta. Quindi è un modello che ha funzionato, anche perché poi se non escono le idee dai sindaci e dai comuni, giustamente la regione decide. Sappiamo che nel nostro paese non ci sarà mai un momento di decisione, perché tanto si vota ogni 6 mesi, quindi nessuno andrebbe mai a assumersi responsabilità che vanno un attimo a scontentare, quindi su questo è un aspetto importante. E se noi siamo qui anche perché nel 2012, a differenza delle altre regioni italiane, dopo è stato detto nell'intervento del senatore De Carlo, nel momento in cui la politica vedeva le unioni montane come un momento di spreco e si è detto azzeriamo tutto, il Veneto ha saputo guardare avanti facendo la legge 40 del 2012, in cui ha salvato una presenza territoriale e un'efficienza che con le comunità montane dal 73 operava nei nostri territori. La montagna veneta, dal Baldo fino alle Prealpi Vittorio Veneto, è stata un esempio di come nel Veneto questo livello funzionava. L'esempio in giro per l'Italia c'è stato fatto di tutto il contrario di tutto, e aver mantenuto, e questo è un aspetto che va sottolineato anche, l'obbligatorietà della partecipazione dei comuni alle unioni montane è un elemento importante, lo sottolineo, perché noi amministratori molto spesso andiamo a far pesare nel momento della decisione politica la simpatia o l'antipatia che magari abbiamo con il collega del comune vicino. Quindi su questo sappiamo che gli enti devono funzionare oltre a questo tipo di livello. Quindi un'attività di collaborazione, di proposta, che si è tradotta per esempio nella gestione dei fondi FOSMIT, esempio a livello nazionale, di una proposta che è stata costruita dai comuni, dalle unioni montane e dai GAL della fascia alpina, e che la regione ha sposato, dimostrando efficienza e spendendo risorse che magari in altre regioni si è dato a fare a tabellina della divisione per abitante delle zone montane. Allora dico, lo sottolineo perché il rapporto con la regione per noi è fondamentale. Negli anni ho avuto la fortuna di incontrare vari assessori e il rapporto è sempre stato molto chiaro, molto diretto, molto costruttivo, e con l'assessore Calzavara e con Silvia Cestaro ci si confronta, si discute, e con gli enti locali sono, e saluto l'avvocato Specchio che oggi non può essere qui con noi, che è l'elemento di riferimento, il momento di unione fra il territorio e la parte politica, è un'operatività continua, e quindi andiamo in quello che è il nuovo aspetto. Logicamente è stato citato
su alcuni aspetti dal Presidente della Provincia, la situazione oggi, generale per quanto riguarda gli enti locali, è complessa. Non è tanto un problema economico, perché, lo ribadisco anch'io, dal punto di vista investimenti, probabilmente in questi anni abbiamo drogato il sistema degli enti locali, abbiamo più risorse di quelle che non riusciamo a spendere. E sappiamo che il problema è che quando ci sono troppe risorse si rischia di spenderle male, perché viene l'ansia, esce un bando PNRR, mi invento il progetto per tentare di portare a casa i soldi. Una volta, qua ci sono molti amministratori che hanno anni alle spalle di esperienza, non funzionava così. Costruivi i progetti, li tenevi pronti, cercavi il finanziamento, usciva il finanziamento e completavi una visione del territorio che avevi già in mente. Oggi andiamo a rincorrere qualcosa di diverso. Quando dicevo rapporto con la Regione, fondi FOSBI, parte di investimento molto ricca, la Regione in maniera intelligente, non obbligatoria, ha deciso, la parte investimento che io darei direttamente alle Unioni Montane, la faccio diventare a metà parte corrente e quindi è andata a ovviare. E questo è frutto del rapporto continuo, dell'operatività. E quindi le Unioni Montane, da questo punto di vista economico, non hanno avuto un problema. Sarebbe da aprire, lo faremo, un tavolo sulle aree interne, perché nella riunione ieri c'era il comitato di sorveglianza, emerge il tema, le aree interne esistenti, noi abbiamo 2 di quelle vecchie nella provincia, non hanno utilizzato le risorse che potevano utilizzare per il personale, dobbiamo porci questo problema. Quindi tutto il tema delle aree interne va sicuramente affrontato. Poi ci sono 2 temi, uno è stato toccato, il problema del personale. Ormai i territori, non parliamo solo dei territori montani, ma un po' di tutte le nostre realtà, non trovano personale qualificato, ma per vari motivi. In parte può essere economico, ma non è soltanto quello il tema, per garantire il funzionamento degli enti. Quindi noi andremo alla morte delle piccole realtà perché non avranno le strutture. Per un comune piccolo salta il ragioniere, salta il responsabile ufficio tecnico, per quanto bravo sia un sindaco, e ci sono sindaci che firmano gli atti contabili, gli atti tecnici, e dico è una follia questa, perché non è compito dei sindaci, questi vanno a assumersi una responsabilità che va oltre, anche perché poi nel momento in cui succede qualcosa, non è che chi di dovere dà pacca sulla spalla, sei stato bravo, non funziona così. Quindi il problema del personale, ma l'altro aspetto che non è stato toccato è quello del personale politico. Cioè noi abbiamo avuto comuni che hanno avuto una sola lista, comuni che non hanno avuto candidati, quindi dall'altra parte ci manca il personale, manca chi deve andare a gestire i comuni e quindi l'attuale modello organizzativo non può reggere perché non ci sono i numeri. Quindi a questo punto di vista sicuramente dobbiamo andare a un riordino e qui si pone il problema di funzioni verrà dibattuto poi o di confini. Allora da un lato io sulle fusioni di comuni sono sempre stato di questa idea, dove ci sono le condizioni e dove nascono le fusioni è giusto che si vada verso le fusioni. Le fusioni non funzioneranno mai se obbligatorie, perché diventa una fusione a freddo che non può funzionare. Però dobbiamo anche dirci molto chiaramente che pensare di tornare all'antico in cui i comuni funzionavano, poi c'erano i trasferimenti dello Stato, mi pare che i numeri lo dicono chiaramente. Le risorse non ci sono più. Non abbiamo il coraggio di dirci che siamo un paese sommerso dai debiti e che deve pian piano rientrare. Ha detto il senatore De Carlo, cioè pensare a 1,4 miliardi per gli enti locali, che è una cifra molto rilevante, ma se poi lo traduciamo nell'1% diventa un aspetto diverso. Dopo da amministratore mi dico, se un comune, un sindaco o delle strutture avesse fatto quello che è stato fatto sul super bonus, sarebbe minimo davanti alla Corte dei Conti e probabilmente con processi penali davanti. Qui non ha sbagliato nessuno, anche chi controlla i conti che ci impone a noi che i numeri tornino sempre in via preventiva, entrate pari alle uscite. E questa è un'altra riflessione che invito la politica a fare, perché noi abbiamo dei percorsi obbligatori in cui gli enti devono avere una serie di pareri, ma se rispondiamo solo noi non è che possa funzionare molto. Dall'altra parte il problema è quello del riordino come dimensioni territoriali. Qui si pone un altro problema, che è quello di capire a seconda dei territori dove ci sono le condizioni perché i territori possono essere accorpati in maniera logica. Parlo ai bellunesi, pensare a un Cadore unito è una cosa sicuramente logica, non ci sono probabilmente tutte le condizioni, ma pensare che poi l'Unione Montana abbia 6.500 abitanti, voi capite che diventa difficile pensare che si possa raggiungere un livello di efficacia e di efficienza.
Quindi va fatta un'analisi territorio per territorio, già l'assessore uscirà sul territorio dove le situazioni sono più pronte, penso al Cadore, in cui andare a chiudere le situazioni fattibili. C'è la situazione a Belluno Ponte che è più un problema formale amministrativo che però blocca tutta la situazione politica. Nel Veneto sappiamo, non so se ci sono veronesi, perché il Presidente del Baldo si è giustificato oggi, ma il tema della Lessinia noi non possiamo pensare che quel territorio sia commissariato dal 2010. Allora lì sì, se i sindaci non si mettono d'accordo, io nei vari anni con i vari assessori sono state fatte tantissime riunioni, lì sì forse va detto o fate una proposta o la facciamo noi, la facciamo passare. Quindi la sfida va raccolta dagli enti locali, assolutamente, perché se no non avremo un futuro, per i motivi che ho detto prima. E gli enti locali intermedi, come le Unioni Montane, in un territorio, penso alla provincia di Belluno, in cui è indispensabile tornare a una provincia elettiva, perché oggi la provincia è debole perché logicamente gli amministratori non possono farlo come terza, quarta attività. Questo cosa fa succedere? Che chiaramente le strutture prendono il posto della parte politica, ma questo è logico. In qualsiasi dei nostri enti, se la politica fa un passo indietro, le strutture occupano gli spazi. Non è una colpa loro, è una colpa di noi amministratori. Quindi una provincia elettiva che riporti al suo interno, quella che è la vecchia proposta, come diceva Padrin, gli atto, tutte quelle competenze che possono essere fatte in maniera forte e rappresentativa da una provincia proprio deve essere elettiva. Dobbiamo tornare a quel livello. Il livello intermedio può essere solo delle unioni montane, con le competenze della montagna, ma soprattutto le competenze che riguardano la gestione dei servizi, e qui entrano il tema nazionale. In questi anni l'obbligatorietà delle 10 funzioni, non ne fate una, ne fate due, ne fate tre, non è possibile. La proposta che era uscita da ANCI nazionale era quella di dire decidiamo le 3 funzioni però decise a livello regionale, in modo che ogni regione possa decidere quali sono le peculiarità per cui un territorio possa lavorare. Abbiamo avuto delle esperienze di eccellenza di gestione dei servizi associati nel nostro territorio, per lì abbiamo bisogno che le norme ci aiutino. Noi seguiamo le norme delle unioni dei comuni e lì abbiamo bisogno che nel lavoro del testo unico degli enti locali vengano inserite quelle modifiche relative al fatto che le unioni dei comuni montani sono diverse dall'unione dei comuni. Abbiamo bisogno di alcuni aggiustamenti. Con questi strumenti sicuramente possiamo lavorare assieme e riuscire a fare che le unioni montane diventino un supporto per il territorio, perché quando parliamo di unioni montane pensiamo alle aree interne, pensiamo ai fondi di confine, pensiamo alle categorie economiche che devono avere la voce in capitolo di dire come andiamo a utilizzare questo tipo di risorse. Perché se noi pensiamo alle risorse che sono ferme, riguardo solamente al territorio bellunese, dal punto di vista dell'investimento, se queste cifre emergono a livello nazionale ci dicono: ma cosa volete? Quali sono i vostri problemi? Quindi a questo punto di vista UNCEM è a disposizione, come è sempre stata il territorio, guardo l'assessore che è sempre presente sul territorio, logicamente momenti di condivisione, però anch'io sono dell'idea di chiedere, nel momento in cui il territorio non decide, la regione dovrà chiudere il ragionamento e decidere, perché la maturità di un territorio è quella di portare le proposte e, ripeto, noi abbiamo portato a casa la legge 40 e le varie riforme condivise dal territorio perché non sono mai state imposte. Però adesso è il momento in cui non possiamo più rinviare le decisioni, quindi la mattinata ci aiuterà a capire le varie sfaccettature, quindi a parte mia ancora un grazie a tutti e sicuramente avremo riunioni operative molto presto sul territorio. Grazie a tutti. Grazie.